Penalty, il calcio è anche questo, il nuovo slogan per insomma, dare forza alla sportività tra tutti i giocatori, tra tutte le società, tra tutte le squadre che partecipano, soprattutto nel calcio dilettantistico. Siete con Penalty, ogni domenica in diretta alle 19, siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte, sempre sul canale 11 di Video Mediterraneo, siamo in replica anche il lunedì sul canale 605, ovvero Mediterraneo Sat, il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18, nonché su Mediterraneo News, canale 694, il lunedì alle 14. E poi se volete potete anche vedere la pagina Facebook di Penalty, cliccate anche mi piace perché ci piace anche a noi che voi insomma fate questo, e soprattutto avete la possibilità di vedere online già da adesso tutti i risultati dei campionati dilettantistici che noi di Penalty trattiamo nel sito newssicilia.it. Salutiamo Mario Cardone, ciao Mario. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Campionato di promozione. Sì, ci occupiamo dei 4 gironi anche oggi. Anche oggi però Sanremo l'hai visto? Sì Ettore, l'ho visto Sanremo. Ti è piaciuto? Sì. Benissimo, non ti dico qual è la canzone preferita? Meglio così. Meglio così. Bene, voglio andare subito con Catania perché devo salutare il nuovo ospite Massimo Ruisi, il presidente della società Real Catania, una bella società che ha a che fare soprattutto con i bambini, una scuola calcio che va fortissima, noi di Penalty la seguiamo con tanto piacere. Buonasera Presidente. Buonasera, grazie per l'invito. Ci mancherebbe, quando si tratta di bambini noi siamo contenti perché loro sono la forza, sono l'anima del gioco del calcio, tra l'altro voi siete una bella realtà che sta crescendo anno dopo anno, sono passati soltanto all'incirca 12 mesi dal vostro debutto nel calcio diciamo giovanile, credo che avete dei successi non indifferenti perché le vostre due squadre vanno anche abbastanza bene, ma soprattutto c'è grande energia, non so se è d'accordo. Sì, stiamo andando bene, soprattutto con i giovanissimi che siamo primi nel girone, la seconda è a 5 punti con una partita in meno. Gli allievi potevano andare un po' meglio, comunque sono sempre contento perché è il primo anno che facciamo allievi, ci possiamo tenere soddisfatti del lavoro fatto fino ad oggi. E siamo contenti perché siete soltanto all'inizio. Io una battuta con il presidente dell'Icodia la devo fare. Voi a settore giovanile come siete messi? Perché per esempio il Real Catania è una società che sta crescendo. Voi che fate? I giovani sono l'anima di una società. Assolutamente. Noi dobbiamo... La mia non è polemica, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Dobbiamo purtroppo combattere con quella che è la popolazione comunque che vive a Lico di Obea. Ci sono circa 3.000 abitanti, quindi una realtà molto piccola davvero. Questo è anche vero. Nonostante ciò, nonostante le difficoltà che abbiamo per cooptare insomma, dei giovani, siamo riusciti a mettere in piedi comunque una squadra che disputa il campionato allievi provinciali. Qualcuno che va in prima squadra? Assolutamente, bene, questa è una cosa importante. Ce ne sono già alcuni che hanno debuttato in prima categoria. Benissimo, invece Danilo, Real Biscari, voi come siete organizzati nel settore giovanile? Perché è importante sapere anche la realtà della vostra provincia. Allora io credo che a Vittoria per di poter parlare di settore giovanile ci servono le strutture, perché parliamo lì di una città invece molto grande dove ci sono molti giovani, ma allenarsi nelle strutture in cui ci alleniamo, giochiamo, penso che faccia passare la voglia ai genitori di iscrivere i figli a calcio. È vero. Quindi prima di poter pensare, noi, parlo a livello societario, di poter fare una scuola calcio, dobbiamo avere prima una struttura in cui poter allenare i ragazzi e noi stessi. Questo problema io ho l'impressione che invece a Gela non ci sia, perché a Macchitella, quartiere appunto di Gela, e qui il vicepresidente ce lo può confermare, avete proprio un'accademia, ce ne vuole così in linea di massima accennare, perché è un progetto interessante questo dell'accademia, vicepresidente. Sì, il nostro Academy nasce nel 2011, stagione 2011-12. Siamo riusciti a realizzare con le nostre forze, senza l'aiuto, neanche l'aiuto comunale, della donazione di un terreno. Siamo riusciti a realizzare un piccolo centro sportivo che ha un campo di calcio a 7, un'area verde attrezzata, un grande piazzale dove vengono poi organizzati gli eventi e le manifestazioni sportive. E in più stiamo allestendo anche un piccolo spazio che siamo riusciti a recuperare dove poter realizzare un campo di calcio a 5 proprio per potenziare ulteriormente quella che è la nostra scuola calcio.
Il progetto del Macchie della Gela si ricollega comunque a un progetto un po' più generale, che è quello di un movimento del quale io faccio parte fin da quando ho 14 anni, dal quale appunto nasce anche il Macchietella, un movimento giovanile che comprende circa 16 realtà, tra cui un'Accademia delle Arti Sceniche, una squadra di basket, il Macchie della Gela appunto, il futsal Macchietella, calcio a 5, una pallavolo e tante altre realtà, tensivamente una testata giornalistica, comunque 16 realtà che si ricollegano appunto a quella che è la rivalutazione dei giovani, dare un nuovo segnale e far passare attraverso il calcio, nello specifico il Macchietella appunto, attraverso il calcio un nuovo modo di fare sport, una cultura diversa nel fare sport. Siamo contenti. Mi ricollego anche molto al presidente Arcieri, se non mi sbaglio. Parla della Procalcio? Della Procalcio e Arcese, sì. Esatto, quando dice impegniamoci a formare uomini prima di formare i calciatori. Giusto. Questa è proprio la vision che ha il nostro Academy. Impegnati a formare uomini è il nostro slogan, perché a noi non interessa dare alla società un giocatore che sia bravo, che possa arrivare in Serie A e che possa dare lustro comunque ad una città o un territorio, ma a noi interessa consegnare... La devo fermare, Presidente, un giovane che sappia relazionarsi. Dicevo, la devo fermare perché insomma noi staremo a parlare dei settori giovanili chiaramente per tutta la puntata, però purtroppo il tempo è strettissimo. Comunque vedremo di approfondire perché dobbiamo parlare subito del campionato di promozione. Mario è organizzato con le sue informazioni. E tu parlavi di una fusione tra i vari Gela, buona fortuna, parlate con loro che hanno tanto da dire. È vero, è vero, è vero. Allora, campionato di promozione, subito il girone A, siamo giunti all'8ª giornata di ritorno, oggi 15 febbraio. Carissima Jessica, a questo punto leggici i risultati. Sì. Raffadali, Audace Partinico 2-1. Aragona, Casteltermini 0-0. Sciacca, Città di Carini 1-2. Accademia Licata, Favignana 1-0. Delfini Vergine Maria, Folgore Salinunte 2-2. Castellammare, Libertas 2010 3-2. Borgata Terrenove, Ligni Trapani 2-5. Salemi Siculiana 2-2. E beh, a questo punto Mario, io credo che il Raffadali ha mezzo piede nel campionato di eccellenza, non so se sei d'accordo. Secondo me la Folgore Selinunte quest'anno non vincerà il campionato e non vincerà neanche il titolo per Scusa, se abbiamo qualche tifoso della Folgore Selinunte gli diamo questo verdetto ancora prima che finisse il campionato. 3 pareggi nelle ultime 5 partite sono un segnale importante. È vero. Non so cosa sia successo di preciso per la Folgore, però purtroppo questa è l'evidenza dei fatti. Entrambe le squadre devono ancora giocare una partita di recupero. Se magari il Raffadali, che ha perso una sola partita in tutto il campionato, abbiamo alcune immagini di repertorio del Raffadali. Possiamo chiamare le immagini del Raffadali, così ci rendiamo conto un po' della tecnica di questi giocatori che sono veramente bravi. C'è stata un'altra partita importante in questo girone, lo scontro diretto tra Castellammare e Libertas, molto importante perché se la situazione resta questa, quindi con la Folgore a 45 punti, il Castellammare in questo momento per i playoff c'è, ha vinto 3-2 lo scontro diretto in casa, partita spettacolare, Castellammare sotto tutte e due le volte, ha recuperato e poi ha segnato con un gol di Topolino negli ultimi 5 minuti. Topolino è un soprannome? No, è lui, è Topolino. Si chiama proprio Topolino, succede. Va benissimo, allora in bocca al lupo alla squadra del Raffadali. Passiamo adesso al girone B, anche in questa occasione abbiamo l'8ª giornata di ritorno e Jessica ci legge i risultati e poi diamo anche un'occhiata alla classifica. Sant'Angiolese, Castelbuono 4-2. Città di Campofelice di Roccella, Ciappazzi 2-0. Stefanese, Città di Mistretta 0-2. Cefalù, Città di Sant'Agata di Militello 2-2. Nerì, L'Iniziativa 1-0. Cus Palermo, Mamertina 3-1. Rocca di Caprileone, Real Calcio 4-1. Montemaggiore, Sinagra 2-1. Allora poi faremo vedere anche subito la classifica. Sì. Rocca di Caprileone, insomma, credo che abbia fatto un grandissimo balzo in avanti e dovrebbe ritornare nel campionato di eccellenza perché insomma è squadra che l'anno scorso appunto militava in questo importante campionato. Dacci un pensiero. Innanzitutto Cus Palermo a -8, quindi questo è il dato. Un altro dato importante è che sono tutti pari per numero di partite, questo non era avvenuto fino alla scorsa settimana. La vittoria del Rocca di Caprileone in settimana contro il
il Melì per 2-0, ha segnato sempre Zingales, una volta tanto si potrebbe anche cambiare, ma no, ha fatto sì che si sommassero questi punti di differenza. Castelbuono che è arrivato addirittura, arriverebbe terzo in questo momento, nonostante nelle 9 partite prima di questa abbia subito soltanto un gol, e nonostante questo però il Cus Palermo rimane davanti. Brutta sconfitta a proposito del Castelbuono contro la Sant'Angiolese, 4-2, la squadra si è un po' persa. Un'ultima notizia ve la volevo dare, perché il Sinagra ha rischiato grosso, perché a proposito di Licodia Eubea, che ha 3.000 abitanti, anche a Montemaggiore ci sono 3.000 anime. Il Montemaggiore ha vinto la seconda partita del campionato proprio contro il Sinagra, che ha ancora un buon vantaggio sulla zona play-out, ma ha rischiato moltissimo. Sì, ma se facciamo vedere la classifica giustamente di questo girone B del campionato di promozione, Ciappazzi 18, Montemaggiore 11, insomma la distanza mi sembra ancora notevole, no? No, certo, però dicevo che il Montemaggiore, vincendo questa partita, ha un po' messo in pericolo il Sinagra. Per fortuna nessuno ha vinto dal Real Calcio in giù. Però in questo caso il Ligo di Eubea sta cercando di vincerlo questo campionato, quantomeno Sì. andrà ai play-off, però invece il Montemaggiore probabilmente qualche difficoltà per mantenere la categoria. Tornerà in prima categoria, Vabbè, non ci certo, sono dubbi ci su mancherebbe, ci mancherebbe. Bene, allora a questo punto subito a parlare del campionato sempre di promozione, però a questo punto il girone C, anche questo è un girone molto importante perché è successo un po' di tutto in testa, soprattutto dal punto di vista tecnico, non tanto sulla classifica, perché lo Sporting Taormina sembrerebbe aver allungato il passo. Guardiamo i risultati, la classifica, e poi raccontiamo cosa è successo in questo girone C. Jessica. Real Aci, Atletico Pedara 1-1, Sporting Taormina, Aci San Filippo 3-0 a tavolino, Spadaforese, Città di San Filippo del Mela 1-2, Promende Ionica 3-3, Città di Randazzo Pistunina 3-1, Troina Randazzo 3-0, Aci Sant'Antonio San Gregorio, partita sospesa, Trecastagni Torre Grotta 0-1. Allora, intanto capiamo cosa è successo ad Aci Sant'Antonio. Sì. Hai notizie sospesa Ad per... Aci Sant'Antonio la partita è stata sospesa per impraticabilità di campo. Non è piovuta solo pioggia, anche seggiolini mi hanno detto, però non si è fatto male nessuno. Che vuol dire seggiolini? Sì. Principio di invasione? No, mi auguro di no. È piovuta qualcosa dagli spalti. Quindi l'arbitro ha sospeso la partita? Sì, in questo senso? per qualche minuto, poi definitivamente per il tempo. Ho capito, va bene, allora vedremo poi magari già dalla prossima settimana capire che cosa sia successo. A Ligo di Eubea non buttano seggiolini? Assolutamente. Meno male, no, perché insomma ci preoccupiamo in questo senso. Allora, il Argomento Taormina, caldo. Argomento caldo, però prima diamo subito le notizie su questo Il Sporting. Taormina ha vinto 3-0 a tavolino, 2-0 dopo i primi 7 minuti contro l'Aci San Filippo, che non prende la penalità perché si è presentato, però poi insomma per la solita si è fatto male un giocatore, erano in 8, anzi erano in 7, non si può più giocare al di sotto di quel numero, perciò la partita è stata sospesa. Ci dispiace, solidarietà soprattutto a Mammana, che è un giocatore che tu conosci molto bene, Certo. ha fatto la storia delle categorie inferiori, e quindi ci dispiace per lui che sta vivendo questa realtà. Dal punto di vista del Trecastagni, questo campionato si sta complicando moltissimo. Perché? Chiamo il Cosa è direttore successo? Lanzafame e mi dice: sono andati via tutti, non c'è più nessuno. A metà settimana Barbagallo è andato via, l'allenatore è stato esonerato. Ecco, specifichiamola anche alcuni questa cosa, dirigenti hanno abbandonato la società in questo momento. La squadra ha sostenuto un solo allenamento in tutta la settimana, e per questo anche magari ha perso. Però te la contro il faccio a te Torre questa Grotta. domanda, perché non abbiamo nessuno del Trecastagni. Insomma, la squadra che ha 20 risultati consecutivi pareggia a Taormina uno scontro diretto importante, tra l'altro con una squadra rabberciata, e il mister viene esonerato. Poi dopo ce lo facciamo dire da un presidente e anche con gli amici che ci vedono da Catania. Cioè, persone più addentro di me, più esperte di me, mi dicono probabilmente motivi anche economici. È chiaramente la logica suggerirlo. Pensi? Pensi? Oppure diciamo pure che certi presidenti forse dovrebbero fare solo i presidenti e non interferire su alcune scelte
tecnica, che dici? Adesso io non so di preciso cosa sia successo a Trecastagni, penso però... che un esonero del genere abbia dietro talmente tante di quelle motivazioni che è impossibile ricostruirle tutte adesso. Guarda, noi diretta. faremo in modo di sentire l'ex allenatore del Trecastagni, Alfio Barbagallo, e vedremo anche di sentire il presidente, così ci darà una spiegazione, Comunque non in questo soltanto a noi momento- ma anche al pubblico. In questo momento la squadra è affidata a Dario Suriano, che è un giocatore di grande esperienza e che diciamo si è preso in mano le redini della squadra. Comunque entro mercoledì si è promessa una soluzione. Ho capito. Questo Vabbè, quindi sì. la settimana prossima ne sapremo un po' di più. Certamente. Benissimo, allora nel frattempo che la telecamera allarga, viene qui vicino a me Casicci, che è il nostro inviato ufficiale di penalty. Sei andato a vedere una bella partita dove? A Comiso. Sì, sono stato a Comiso. Parliamo del girone D. Girone D, è stata davvero una bella partita, però Sicula Leonzio. era un testacoda, il più classico dei testacoda, con la Sicula Leonzio 45 punti, il Comiso a 13. Si sono visti poi relativamente i 32 punti di differenza. Ho capito, allora facciamo una cosa importante, diamo subito il quadro completo insieme a Jessica, i risultati, il commento tecnico anche di Mario, e poi dopo insomma, ci racconti di questo incontro, perché la Sicula Leonzio sembrerebbe comunque avviata probabilmente, dico, ad una vittoria finale. Faranno gli scongiuri, direi, Leonardi, il presidente. Che era un po' e il amareggiato, mister mi hai Alderisi. detto. Beh, sicuramente non è bello, non è piacevole dominare comunque il secondo tempo, andare costantemente dalle parti del portiere Gurrieri E non mettere il pallone. portare a casa i 3 punti. L'aveva anche messo il pallone, ancora un gol in fuorigioco. Va bene, adesso ci racconti qualche particolare con delle immagini. Jessica subito con i risultati di questo girone D appunto del campionato di promozione, 8ª giornata di ritorno. A te Jessica. Ragusa, Città di Catania 4-1, Sporting Priolo, Gela 1-1, Santa Croce, Macchitella Gela 3-1, Atletico Gela, Pachino 4-1, Comiso, Sicula Leonzio 1-1, Palazzolo, Sporting Battiati 3-1. Da notare che il Belvedere e l'Atletico Catania hanno usufruito del turno di riposo. Di riposo. Allora, dacci un quadro tecnico completo. Allora, oggi lascerò la parola alla competenza supplementare che abbiamo tra Casicci qui, Francesco, e anche in studio abbiamo il presidente del Macchitella che Sì, sarà certo, tante altre infatti. cose da dire. Io Adesso, voglio dire adesso parleremo anche con lui. Soltanto una cosa, aveva ragione la Vaccara che abbiamo ospitato qui, Sì. allenatore del Santa Croce, quando diceva che questo è un campionato complicatissimo. Lo stiamo vedendo, probabilmente la Leonzio sta avendo una flessione. Però Santa Croce normale. che è ancora in corsa anche con la Coppa, questo è importante. Certamente. Un dato importante, la Sicula Leonzio deve ancora riposare, così come il Gela, quindi per l'Atletico si apre ancora una possibilità di avvicinarsi ulteriormente. Però attenzione, l'Atletico Gela ha 2 partite in meno. Questo... No, ha già osservato ha due già osservato il turno riposo. di riposo. Ah, va bene, allora in questo caso soltanto una partita in meno. Allora, poi sentiremo anche il presidente del Macchitella, il vicepresidente del Macchitella Gela, così ci racconta un pochettino come vede questo scontro al vertice. Allora, abbiamo Campionato, delle direi immagini. che in alta classifica vede pochissime squadre fallire, perché Santa Croce, Ragusa, Atletico Catania vero. hanno vinto tutte. Fanno punti. Sicula Leonzio e Gela questa settimana hanno soltanto pareggiato. Allora, abbiamo delle immagini su questa bella partita di Comiso, ci dai anche qualche spunto tecnico, in modo che così anche poi avremo modo di parlarne con il vicepresidente e con i nostri ospiti qui a Modica. Sì, Ettore, con l'ausilio delle immagini io direi che possiamo commentare questo 1-1 interno per il Comiso, con una Sicula Leonzio che proponeva oggi il rientro del portiere Giuseppe D'Antone, ma le tante assenze, il rientro del capitano Dario Bonelli, ma le assenze di Fascetto, Carbonaro e Signorelli per squalifica. Quindi sicuramente qualche problema di formazione, cioè, nonostante Alderisi senza troppi piagnistei comunque ha messo 11 giocatori che potevano dire la loro, l'hanno fatto però soltanto nel secondo tempo. Qui vedete un Comiso che ha provato sin dal primo minuto a mettere pressione alla squadra ospite e poi è passato in vantaggio, come vedete, al 10° minuto su questo traversone di Bianco. Dorme la retroguardia bianconera e un ottimo Rimaudo, 9 gol in stagione. E sono numeri? Sono numeri, perché comunque il Comiso ha con questo punto di oggi 14 punti in classifica, però è parso oggi una squadra viva. Qui la Sicula Leonzio attacca, come vedete Lorenzo Buonaccorsi molto attivo sulla corsia di destra, sfiora il gol dell'1-1, ancora la parata di Gurrieri, di Danilo Gurrieri su questo colpo di testa, e ancora vedete la Sicula Leonzio qui nel replay
che forse meritava anche il pareggio. Qui vola Giuseppe D'Antone, sempre sul finire di primo tempo, questa punizione di Francesco Cordova. Il Comiso ha giocato una bella partita. No, il Comiso ha giocato soprattutto un primo tempo da Sarà classica squadra che ovviamente si deve distanza. salvare, farà sicuramente i play-out, però tutt'altro che dimessa, che remissiva. Sì. La Sigo Leonzo però nel secondo tempo fa la partita. 51esimo minuto, vedete il gol di Davide Ardizzone, uno di quelli che segna poco, però oggi è ritornato il gol. È un gol pesante questo. Gol pesanti, sì, va a esultare, vedete lì la curva della Sigo Leonzo, e qui c'è il gol di Lorenzo Bonaccorsi. Siamo giunti al 57esimo minuto, qui succede il più classico dei disguidi probabilmente, cioè se la distanza sia stata più o meno chiamata. Vabbè. C'è il giallo Ettore e il gol di Bonaccorsi in fuorigioco, Credo Sigo che Leonzo fosse regolare. che poi lamenta ancora una volta quindi l'ennesimo torto arbitrale, e qui il patron Leonardi forse è per questo che si è adirato. È un po' amareggiato. Sigo Leonzo che attacca ancora, come vedete poi con le immagini di Fulvio Becherucci, però non riuscirà a sfondare Ettore questo pacchetto comunque della squadra in maglia verde, che evidentemente comunque poi a onor del vero questo punto forse non l'ha nemmeno così tanto direi demeritato. Voglio sentire il vicepresidente della Machitella Gela, che insomma partecipa a questo girone D del campionato di promozione. Posso che vuoi fare una domanda alla vicepresidente? Che successo finale prevede in questo girone? Perché c'è un gran bagarre. gran partersi. Infatti, vicepresidente. Sì, il campionato della promozione del girone D è forse quello più difficile. Voi che li seguite con più passione di me, tutti e quattro, forse potete anche darmi conferme in questo. Noi ci siamo ritrovati come matricola ad affrontare realtà molto importanti, però devo dire che personalmente il Marchitella non ha quasi mai demeritato durante tutte le partite del campionato. La conferma si è avuta anche da questa partita Comiso Leonzio. Comunque ha fatto capire come il girone D sia un girone molto equilibrato. È vero. Un girone dove nessuna partita è scontata, dove può andare a fare il risultato chiunque squadra in qualunque campo. Abbiamo una domanda veloce con Mario Cardone. L'avversario che la impressiona di più chiaramente per quanto riguarda la zona play-out. Non ho capito la domanda. L'avversario più pericoloso secondo lei nella zona play-out? Quello che insomma temete di più? Il Priolo. Il Priolo. Perché è riuscito a prendere 3 punti a Gela e 3 punti anche al ritorno. Quindi noi è anche la squadra più vicina. Mentre con il Pachino e lo Sporting Battaglio dobbiamo ancora giocare in casa al Vincenzo Presti. Col Comiso abbiamo già giocato e pareggiato, e quindi noi temiamo soprattutto il Priolo. Benissimo, allora io intanto passo ai saluti con Mario, che rivedremo la settimana prossima con questa vincente campionato di promozione. Certamente Ettore, un saluto a te, un saluto a tutti a casa. Benissimo, saluto Casicci, però rimane ancora qualche istante qua perché io voglio dare 30 secondi anche ai nostri due ospiti qui di Modica. Gela 3 squadre, Eubea una sola, insomma strana questa cosa, no? Eubea è piccolina, d'accordo, Gela è più grande, però questo entusiasmo di 3 squadre un pochettino fa soffrire, no, le piccole realtà. No, non credo assolutamente. Noi siamo una piccola realtà che però ha grandissima passione, ha grandissimo entusiasmo. Gela naturalmente è una città è più grande, grandissima, una storia calcistica importante. Vittoria per esempio adesso la prossima stagione spera, chissà, magari di diventare la squadra principe, no, della provincia. Sì, allora da noi è diverso perché comunque Vittoria è una grossa città, però non abbiamo purtroppo il problema che hanno a Gela di interesse per fare più... È vero, è vero. Però gli interessi per esempio ci sono a Lentini, no? Perché la Leonzo sappiamo tutti che vuole assolutamente questo salto di categoria. Sì, Casicci e poi i saluti. Sì, permettetemi anche di dire che forse aveva anche i crediti sportivi per poterlo fare, dopo quello che è successo anche a Mister Bianco, ancora il presidente Leonardi si mangia le mani. Si mangia le mani, benissimo. Allora ti ringrazio, settimana prossima di nuovo in giro, come al solito per penalty. Adesso voglio dare di nuovo la linea a Jessica perché sarà lei a lanciare la pubblicità e poi tra pochissimo parleremo di prima categoria, seppur oggi insomma la prima categoria non ha giocato. A te. Mandiamo l'ultimo stacco pubblicitario, restate con noi sempre qui su Penalty. Pro Rames, arrumou, bateu, gol!
James Rodrigues.